cucina, mentre in salotto e nelle stanze al piano di sopra i ladri rovistano dappertutto. È successo a Mogliano. A raccontare l'episodio accaduto ieri sera alla padrona di casa. Scioccante scoprire di avere rischiato di trovarci faccia a faccia con i ladri. Così Ivanna Borsato all'indomani del furto avrebbero potuto picchiarci. Nottata insonne, piena di incubi. Al via in Corte d'Assise il processo per l'omicidio del 22enne Francesco Favaretto in via Castelmenardo a Treviso. 3 gli imputati, scontro sulle cause della morte, chiesta una nuova perizia. Carabinieri aggrediti da uno spacciatore durante un controllo a Montebelluna. Il 37enne riesce a fuggire al taser, infine viene arrestato ma subito rimesso in libertà. Controlli delle forze dell'ordine sui bus, presidio dell'esercito in lungo Sile Mattei, Daspo urbano per i violenti. Stamane vertice in prefettura per fare il punto sulla sicurezza del personale della MOM. Migranti all'ex caserma Zanusso di Oderzo, carenze igienico-sanitarie e strutturali rilevate dall'ULSS 2, revocato il bando di gara e avviata la sistemazione. Maltempo, allerta gialla ampliata a 3 aree, strada per il Monte Grappa chiusa per la neve, raffica di incidenti, 2 mezzi pesanti fuori strada, Carbonera e Castelfranco Postugna, chiusa per ore. Lega Veneta in rivolta per Futuro Nazionale, il simbolo registrato da Roberto Vannacci che fa presagire la nascita del suo partito. Intanto i circoli del generale sono in attesa ma pronti a muoversi. Al Teatro Mario del Monaco la prima europea della Mirandolina di Marina Carr, la locandiera calata nel presente tra violenza di genere e lotta alla sopraffazione. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano con quanto accaduto a Mogliano. Guardano la TV in cucina mentre in salotto e nelle stanze al piano di sopra i ladri rovistano dappertutto. A raccontare l'episodio la padrona di casa. Uno dice meno male che c'erano dei soldini, perché mio marito aveva il portafoglio con dei soldi e forse ci siamo salvati, che hanno portato via sti soldi, quindi non sono venuti in cucina a farci del male. E basta. Altro non si può dire. Un trauma, però ragazzi, fate qualcosa. Si spezza la voce a Ivanna Borsato, 77 anni, raccontando del rischio corso in casa sua in via Rimini a Mogliano. Dopo cena, mentre col marito Luigi Cipriano, consulente di infortunistica stradale, guardava la televisione in cucina, i ladri mettevano a soqquadro le stanze al piano di sopra in cerca di soldi e preziosi. E notato dalle scale il giubbotto del marito su una poltrona, sono scesi in salotto a prenderlo, trovandoci dentro il portafoglio. I padroni di casa hanno così rischiato di ritrovarseli di fronte. Del furto si sono accorti quando, nel tentativo di inserire l'allarme prima di andare a dormire, Luigi è salito al primo piano dove il sensore segnalava una finestra spalancata. E mi fa: ma l'hai lasciata aperta? No. Andiamo di sopra e abbiamo trovato il disastro. Disastro per me è stata una roba scioccante. La coppia ha subito allertato i carabinieri. I malviventi, che hanno fatto in tempo a colpire anche dalla vicina 88enne, hanno forzato l'oscuro, praticato un foro nella finestra e una volta all'interno hanno rovistato ovunque, lasciando nelle vittime del furto una profonda inquietudine. Come ha trascorso la notte, signora Ivanna? No, guarda, avrò dormito forse per sfinimento 2 ore. Non dico di no, però mi sembrava di avere gli uomini in camera, non so quanti giri, 1, 3, 8, non lo so, è stata veramente dura, ragazzi, e sono già venuti a rubare qua, però non eravamo in casa, allora il trauma è diverso. Così lo vivi proprio sulla pelle. Oltre ai contanti, i ladri se ne sono andati con alcuni preziosi, un collier di perle di Ivanna, uno d'oro della figlia, ma per lo più si tratta di monili del valore principalmente affettivo. Mio marito è cavaliere della Repubblica e porta via anche la medaglia. Ivanna ci ha tenuto a raccontare quello che è successo a lei e al marito perché dice bisogna bloccare questa drammatica escalation di furti nelle abitazioni. Io sono stata fortunata perché hanno trovato dei soldi sul giubbotto di mio marito, se no sarebbero venuti giù magari a far cosa? A bastonarne. A 77 ragazzi, non ne ho 25. Non mi sento vecchia, però neanche giusto prendersi di queste persone anziane che sono in casa e basta.
E si è aperto in Corte d'Assise a Treviso il processo per l'omicidio di Francesco Favaretto, il barman 22enne barbaramente aggredito nel dicembre del 2024 in via Castelmenardo, è morto 12 giorni dopo all'ospedale Cafancello. 3 ventenni accusati di omicidio volontario in concorso e rapina aggravata. Tra i loro legali e la procura è già scontro sulle cause che hanno portato al decesso di Favaretto, in particolare su quali colpi inferti al ragazzo siano risultati mortali. Le difese hanno chiesto alla Corte una nuova perizia. La decisione sarà comunicata il prossimo 17 marzo. Per la morte di Favaretto sono a processo anche 5 minorenni, per uno dei quali è già stata pronunciata una condanna in abbreviato a 8 anni di reclusione. Aggrediti da un pusher, 2 carabinieri feriti durante un arresto a Montebelluna. Nel momento in cui il nigeriano si è visto appunto braccato, ha reagito nei confronti dei militari aggredendoli. Tensione e momenti di paura nella zona del condominio Guarda a Montebelluna, dove un uomo di 37 anni di origine nigeriana ha aggredito con spintoni, calci e pugni i carabinieri intervenuti per un controllo antidroga. Calci e pugni tanto da indurre i militari a usare il taser, che però a causa dell'abbigliamento che era indossato dal soggetto non è stato efficace. Il pusher ha resistito e solo grazie all'intervento di 3 pattuglie è stato possibile bloccarlo e ammanettarlo. L'uomo, incensurato e residente proprio nel condominio, è stato trovato in possesso di 11 dosi di cocaina. Per un totale di circa 8 grammi e 155 euro che riteniamo siano il provento di possibile spaccio. Dei militari però per l'arresto sono stati feriti? Sì, hanno riportato ferite, uno meno serie e l'altro un po' più serie, sia agli arti superiori che agli arti inferiori, insomma, a dimostrazione che il contatto fisico è stato importante, quindi sono stati anche bravi a riuscire a trattenerlo e a trarlo in arresto. Durante la colluttazione 2 militari hanno riportato lesioni con prognosi di 30 giorni per delle fratture ad un piede e 5 giorni per contusioni varie, mentre gli altri 4 carabinieri intervenuti sono rimasti illesi. Nonostante l'arresto per spaccio e violenza e resistenza a pubblico ufficiale, il 37enne è stato subito rimesso in libertà. La legge prevede infatti che chi non ha condanne definitive, come nel suo caso, possa restare libero in attesa di ulteriori sviluppi. In passato era già finito a processo per spaccio, ma era stato assolto. Controlli delle forze dell'ordine sui bus, presidio dell'esercito all'autostazione in Lungosile Mattei ed ancora corsi di formazione per gli autisti. Stamane vertice in prefettura per fare il punto sulla sicurezza del personale della MOM. È arrivato in prefettura il tema della sicurezza del personale a bordo dei bus della MOM, dopo i numerosi episodi che hanno visto aggressioni e violenze nei confronti di autisti e controllori sui pullman, così come nelle autostazioni. Un comitato ordine e sicurezza chiesto dai sindacati dopo l'agguato un mese fa al bus dei tifosi al termine della partita Treviso-Mestre. A fronte di una crescente aggressività nei confronti dei dipendenti, MOM sta cercando di fare il possibile per garantirne la sicurezza. Noi stiamo cambiando gli autobus. Ne abbiamo cambiato 130 nel 2025, 86 nel 2026, quindi avremo metà parco che ha tutti i sistemi di sicurezza possibili, quindi telecamere piuttosto che bunny button o anche per la guida, quindi diciamo che noi stiamo facendo tanto. Abbiamo dei contatti diretti con le forze dell'ordine e abbiamo messo in piedi tutto quello che possiamo mettere in piedi. Sanno benissimo i dipendenti che per situazioni particolari hanno l'assistenza legale che l'azienda garantisce, quindi ovviamente noi stiamo facendo il massimo possibile. Fondamentale anche il proseguo della collaborazione con le forze dell'ordine per la formazione degli autisti, in modo che sappiano come affrontare tutte le situazioni critiche, proprio come accaduto con l'agguato dei tifosi, quando la prontezza dell'autista ha evitato conseguenze peggiori. Bisogna pensare appunto che se ci saranno ancora fatti del genere, appunto che vengano formati maggiormente gli autisti che saranno utilizzati per questi eventi, e che possono essere anche ulteriori eventi, spettacoli, che possono essere, concerti o quant'altro, e in collaborazione appunto con le forze dell'ordine che venga dato una procedura, un protocollo preciso da seguire. Questo qua a tutela sia dell'autista ma anche a tutela di tutta la cittadinanza. Il prefetto ha confermato il presidio dell'esercito in Lungosile Mattei, la collaborazione per la formazione degli autisti, oltre che il proseguo dei controlli delle forze dell'ordine. Controlli per le linee più sensibili,
dove a volte accadono degli episodi dovuti alla mancanza del titolo di viaggio, e quindi controlli che vengono svolti alle autostazioni, compresa questa di Treviso, e lungo la linea che è più sensibile, indicata dalle stesse organizzazioni sindacali, che è Conegliano Pievisoligo. Migranti accolti all'ex caserma Zanusso di Oderzo, l'ispezione dell'ULSS 2 rileva importanti carenze e la prefettura revoca il bando di gara. Verrà rimosso il tendone che da anni ospita i migranti e al suo posto verranno posizionati dei moduli abitativi. Guarda, noi siamo le persone, non sono animali. Noi dormiamo qua, guarda, non va bene. Dopo la denuncia a fine dicembre dei migranti ospitati nella tensostruttura installata nel piazzale dell'ex caserma Zanusso di Oderzo, l'ispezione dell'ULSS 2 ha evidenziato criticità e carenze dal punto di vista strutturale ed igienico-sanitario, di cui la decisione della prefettura di revocare la gara europea avviata lo scorso maggio per la gestione dell'accoglienza, perché è necessario prima rimettere a posto il centro. L'idea è quella di sostituire la tensostruttura con dei moduli abitativi, dei prefabbricati da 8 massimo 10 posti da collocare sempre all'interno della caserma Zanusso. I prossimi passi della prefettura sono quelli di reperire le risorse necessarie alla riqualificazione e reperire sul mercato poi i moduli abitativi. Un'operazione che si vuole fare il più rapidamente possibile, ma che comunque richiederà dei mesi. Nel frattempo è necessario definire a chi affidare, nella fase di transizione tra la rimozione del tendone e l'installazione dei prefabbricati, l'accoglienza dei circa 250 migranti attualmente presenti nella struttura di Oderzo. Solo quando saranno ultimati i lavori ci sarà un nuovo bando di gara per la gestione della Zanusso 2.0. L'ondata di maltempo in Veneto continua e fa ampliare lo stato di attenzione della Protezione Civile regionale, che fino alle 14 di domani prevede allerta gialla idraulica nelle aree Alto Brenta Bacchiglione Alpone, Basso Brenta Bacchiglione, Basso Piave Sile, e allerta gialla sia idraulica che idrogeologica nella zona del Basso Piave Sile. Le piogge costanti hanno già alzato il livello di fiumi e fossati con qualche tracimazione. Resta anche in fase di attenzione per rischio valanghe la fascia montana e prealpina del Bellunese. Intanto, proprio a causa dell'intensa nevicata, è stata disposta la chiusura della provinciale 149 di Cimagrappa in località Bivio Cimagrappa, tra le province di Treviso e Vicenza. Lo rende noto Veneto Strade. La circolazione è sospesa fino a nuovo avviso per garantire la sicurezza degli utenti. E pesanti ripercussioni al traffico lungo la Postumia a Castelfranco, rimasta chiusa per ore dopo l'uscita di strada di un mezzo pesante. È accaduto questa mattina, poche ore prima, un incidente fotocopia a Carbonera. L'asfalto reso viscido dalla pioggia, la velocità sostenuta, forse una distrazione o un colpo di sonno. 2 incidenti fotocopia in un paio d'ore, protagonisti mezzi pesanti. Il più grave alle 5:30 a Carbonera, dove un camion carico di ghiaia si è ribaltato con il fianco in un fossato. Ci è voluto l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre l'autista ferito e incastrato all'interno dell'abitacolo. L'uomo è stato consegnato ai sanitari del SUEM, che lo hanno portato in serie condizioni all'ospedale di Treviso. Poco dopo, a Castelfranco, un autoarticolato che trasportava materiale ferroso è uscito di strada. Meno gravi le conseguenze per il camionista, ma danni al veicolo e al manto stradale. Inoltre, le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza del mezzo hanno inevitabilmente provocato forti rallentamenti al traffico mattutino. Come per Carbonera, anche in questo caso sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche le forze dell'ordine per accertare la dinamica e dirigere il flusso di veicoli bloccati dall'incidente. Veicoli senza assicurazione oppure automobilisti alla guida con il cellulare in mano. A Spresiano in un anno la polizia locale ha elevato 3.300 verbali. Comportamenti scorretti degli automobilisti nonostante il nuovo codice della strada con multe più salate.
Nonostante ci sia stato questo inasprimento soprattutto per il ritiro della patente, alla quale oltre al ritiro quello classico del prefetto consegue anche una sospensione breve della patente in relazione al punteggio, vediamo che non c'è diminuzione, comunque le persone continuano a violare le norme. In un anno la polizia locale di Spresiano, lungo una delle strade più pericolose della Marca, la Pontebana, ha elevato 3.300 verbali. In particolare assicurazioni, mancata copertura assicurativa, abbiamo 166 verbali contro i 153 dell'anno precedente, per cui c'è stato un aumento. Idem per quanto riguarda le revisioni, che sono passate anche queste a 616 più 21 rispetto al 2024. Ad aggiungersi alle infrazioni il mancato utilizzo delle cinture, ben 60 sanzionati, ma non è tutto, perché c'è stata un'impennata di multe inflitte ad automobilisti che hanno attraversato con i semafori rossi. Il semaforo di Visnadello abbiamo avuto 950 sanzioni, sono diminuite quelle del semaforo di Spresiano, sono un centinaio in meno, comunque sempre infrazioni gravi, perché il passaggio con il semaforo rosso ricordiamo che è una delle violazioni più gravi, proprio per non tanto per la decurtazione di 6 punti quanto per il comportamento. E la Marca continua ad essere una delle province dove si registra un altissimo numero di incidenti stradali. Da inizio anno ci sono state già 2 vittime. Sul fronte dei sinistri a Spresiano, quello appena trascorso è stato un anno caldo, 16 incidenti e tutti con feriti. Potenziato il parco mezzi con l'acquisto di 2 motocicli e 3 bodycam utilizzate per la sicurezza degli operatori. Purtroppo è sempre più difficile lavorare in determinati contesti e quindi questo tipo di strumento garantisce, fa da deterrente, possiamo dire, ma anche c'è una trasparenza proprio delle attività. Rimane alta anche l'attenzione della polizia locale verso le baby gang e i vandali, con controlli costanti e mirati. Venerdì l'intera comunità di Ponte di Piave si stringerà attorno alla famiglia di Leila Carrobbi, la 28enne mancata dopo una lunga battaglia contro la leucemia che le era stata diagnosticata 3 anni fa. Alle 10:30 i funerali della giovane, figlia di 2 noti commercianti del paese. Dopo la laurea triennale a Padova in scienze politiche aveva deciso di fare il grande salto trasferendosi a Roma per iscriversi al master in economia e management. A pochi esami dalla fine del suo percorso di studi la tragica scoperta della leucemia che ha sconvolto tutti i piani della ragazza. Il fratello le aveva donato il midollo osseo, ma le speranze date dal trapianto sono svanite a causa delle complicazioni legate al rigetto. Da quel momento in avanti Leila ha provato comunque a lottare in ogni modo contro la malattia che purtroppo negli ultimi giorni è riuscita ad avere la meglio. E a pochi giorni dalla morte della vigilessa Anna Maria Broda, un'altra donna di 43 anni ha perso la vita improvvisamente. Si chiamava Margherita Rebellati ed era originaria di Salvarosa di Castelfranco. Dolce, solare, disponibile, competente. Così ricordano Margherita Rebellati, colleghi e clienti della cooperativa Il Campo di Contea di Montebelluna. La 43enne si è spenta in casa lunedì, colta da un malore fatale nel locale lavanderia poco prima del pranzo col marito Paolo, sposato nel 2014. Lavorava da 12 anni per la cooperativa che ha una sede anche a Castelfranco. Era uno dei volti più noti e amati del reparto gastronomia. Era un tesoro. Era una ragazza splendida, veramente. Così è rimasta così male, non sapevo niente. L'ha saputo oggi? L'ho saputo adesso. Era veramente una ragazza tanto cara. Raccontava sempre dei suoi giri in bicicletta col marito, le sue passeggiate col marito, lei che voleva mettersi in forma. Ora piccola, mi dispiace tanto, veramente. Come tutti qua, era molto gentile, Cosa è successo? Sembra infarto da quello che si è capito. Ma ultimamente tanti giovani muoiono così. Solare, gentile. Brava nel suo lavoro, si ricordava tutto, quello sì. Una persona squisita, sempre gentile, sempre sorridente. Poi era un'ottima venditrice anche, da ricordare con simpatia. In occasione del funerale, questo giovedì nella chiesa parrocchiale di Albaredo di Vedelago, il punto vendita della cooperativa Il Campo rimarrà chiuso per tutto il pomeriggio in segno di lutto. I colleghi hanno preparato una composizione di fiori bianchi. Le offerte raccolte saranno devolute all'Associazione Amici del Cuore.
Linea alla regia, ora ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco. Eccoci di nuovo in diretta, TG di Treviso, siamo alla pagina politica, Lega Veneta in rivolta per Futuro Nazionale, il simbolo registrato da Roberto Vannacci che fa presagire la nascita di un suo partito. Se non chiarisce questo e non decide da quale parte stare, io non vedo altre soluzioni se non l'espulsione. Chi decide di cambiare casacca e di sposare altri simboli evidentemente non ama quel simbolo quanto noi. Penso sia arrivato il momento di fare chiarezza, che Vannacci faccia chiarezza sul suo futuro. Ho visto che è stato depositato il simbolo, ma spero che ci si fermi qui. Che l'attacco sia frontale, che si chieda rispetto per la storia del Carroccio oppure si invochi l'unità, le voci del fastidio nella Lega Veneta puntano tutte a una richiesta: Roberto Vannacci faccia chiarezza, perché quel simbolo registrato, Futuro Nazionale, che ne dica il generale, è quanto di più vicino all'immagine del nuovo partito di cui si vocifera la nascita da tempo e la goccia che fa traboccare un vaso stracolmo. Spero che ci sia un federale dove, come hanno fatto quella volta anche per Tosi, lo ricordo, gli hanno detto o chiudi il faro o chiudi con la Lega. Lui si è tenuto il faro e l'hanno espulso dalla Lega, ma non è che le regole o valgono sempre o non valgono mai. Nascono circoli vannacciani in giro per l'Italia, questi hanno regolamenti per conto proprio, lui non contribuisce al mantenimento del partito, adesso fonda un altro partito, di cos'altro abbiamo bisogno? La richiesta è diretta ai vertici federali da Matteo Salvini ad Alberto Stefani. Resta da capire quanta tattica ci sia proprio in via Bellerio, dove molto probabilmente si stanno studiando mosse e conseguenze. Forse è meglio aspettare che se ne vada lo stesso Vannacci e liberare magari un posto di vice federale per Zaia, che con Vannacci, visti i trascorsi, sarebbe incompatibile. E poi c'è da calcolare quanto potrebbe pesare un'emorragia di leghisti vannacciani in caso di addio. Io credo che la Lega abbia tutte le carte in regola per giocare il ruolo da protagonista alle prossime elezioni politiche, indipendentemente da quello che farà il generale Vannacci. La nascita di questo simbolo francamente non ci preoccupa, noi siamo fortemente legati e affezionati al nostro di simbolo. Io non voglio pensare che ci siano grandi emorragie da parte della Lega, voglio pensare che una persona come Vannacci, che è diventata vice segretario meno di un anno fa, voglia continuare ad andare avanti e far grande il nostro movimento, anche perché grazie al nostro movimento è arrivato in Europa. Intanto proprio i circoli vannacciani di estrazione leghista stanno alla finestra in attesa degli eventi, ma pronti a muoversi. Al momento è vice segretario federale della Lega e su questo restiamo, spiega Roberto Tonnellato, ex consigliere comunale di Treviso, che guida il team Vannacci nella Marca. Non sappiamo nemmeno come Futuro Nazionale sia collegato al movimento al contrario. Se cambia qualcosa, ognuno farà le sue valutazioni, continua Sibillino, aggiungendo una considerazione che fa capire molte cose. Certo è da sottolineare, dice Tonnellato, che gli europarlamentari sembrano avere una marcia in più su molti temi rispetto ai leader nazionali. Ma per Bulldog Marcato i veri leghisti non stanno dalla parte del generale. E se lei mi dice, ma quanti sono quelli che pensano che gli omosessuali non siano normali? Quanti sono quelli che pensano che i disabili debbano stare in altre aule? Quanti sono quelli che pensano che Mussolini sia stato uno statista? Ecco là che siamo in pochi e per fortuna. Fusione tra comuni, si riaccende il dibattito con la nascita di un nuovo comune dall'unione di Fregona e Sarmede, fusioni inevitabili in futuro per il presidente di ANCI Veneto Mario Conte, d'accordo anche con Fartigianato. I più piccoli sono i comuni e più grandi diventano i problemi da affrontare, soprattutto da un punto di vista delle competenze e degli organici. Quindi condivido la necessità dei sindaci di accorpare quelle che sono le funzioni, di unire le forze e perché no anche di fondersi laddove ci siano le condizioni per poterlo fare. La fusione tra Fregona e Sarmede, auspicata dai rispettivi sindaci Giacomo De Luca e Leri Pizziol, riaccende il dibattito su accorpamenti e fusioni dei comuni, soprattutto quelli più piccoli che faticano a garantire servizi efficienti ai cittadini, e la strada sarà inevitabile in futuro, secondo il presidente di ANCI Veneto. I più piccoli sono i comuni e più grandi diventano i problemi da affrontare, soprattutto da un punto di vista delle competenze e degli organici. Quindi
condivido la necessità dei sindaci di accorpare quelle che sono le funzioni, di unire le forze e perché no anche diffondersi laddove ci siano le condizioni per poterlo fare. Ovviamente sono sensibilità territoriali, però credo che guardando a lungo termine il futuro del nostro Paese sarà un processo inevitabile, quindi ridurre il numero di comuni per poter far sintesi su quelle che sono le funzioni. E dopo CGIL e CNA scende in campo a favore delle fusioni anche Confartigianato. C'è un detto popolare che dice che dalla strada che non vorresti percorrere un giorno ti toccherà correre. Comincio proprio da questo detto per dire che probabilmente sono scelte obbligate, magari non saranno oggi i tempi maturi, però sostanzialmente lì si andrà perché anche i comuni come le imprese dovranno fare delle economie di scala. Questione che riguarda anche le imprese, soprattutto le piccole. Le piccole imprese insistono nel territorio, vi abitano tanto quanto il cittadino e quindi hanno bisogno di risposte veloci, di risposte giuste in tempi stretti e quindi tanto quanto i cittadini si augurano che ci sia sempre una maggior propensione all'efficienza. Eppure nella Marca finora c'è riuscita solo Pieve del Grappa. Sono scelte impopolari perché noi abbiamo la DNA del campanile. La cultura ora al Teatro Mario del Monaco andrà in scena Mirandolina, il classico di Goldoni rivive in chiave contemporanea tra Veneto, Irlanda e Croazia. Un ponte tra epoche e culture per interrogare il presente parlando di violenza di genere e resistenza femminile. Dal 5 febbraio il Teatro Mario del Monaco di Treviso ospita la nuova Mirandolina di Marina Kerr, drammaturga irlandese tra le più influenti del panorama europeo, che firma una riscrittura contemporanea del capolavoro goldoniano La locandiera. Ho dovuto superare la mia paura di come il pubblico italiano avrebbe reagito a un mio lavoro con Goldoni, ma mi sono anche innamorata della locandiera, dell'opera. A vestire i panni della protagonista è Gaia Masciale. L'azione si svolge in un ristorante italiano a Dublino, in una rilettura intensa e dolorosamente attuale che affronta il tema dei femminicidi e delle donne che resistono alla sopraffazione. I femminicidi non tendono a diminuire perché non credo sia una questione di informazione, credo sia una questione strutturale, proprio insita all'interno di un sistema patriarcale che va abbattuto. E questo lo sento che ognuno a modo suo sta avviando questo processo proprio di scardinamento, ma è un processo molto lungo, però questo non significa che uno non debba iniziare. Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Teatro Stabile del Veneto, l'Ebey Theatre di Dublino e il Teatro Nazionale Croato di Rijeka, con il sostegno dell'Istituto Italiano di Cultura di Dublino ed è inserito nel programma delle Olimpiadi Culturali Milano Cortina 2026. Sì, un grande evento internazionale a Treviso, da cui parte, in Veneto dove gira, ma soprattutto in giro per l'Europa, perché questo è uno dei più importanti progetti culturali di questa regione dal dopoguerra e ne siamo davvero orgogliosi. Sport, rugby, venerdì sera il Benetton torna a Monigo con la sfida contro gli Scarlets dopo la sconfitta in trasferta a Cardiff. Loro sono una squadra che giocano tanto territorio, che calciano, quindi rispetto alla partita scorsa dobbiamo migliorare l'aspetto di gioco aereo e di territorio se vogliamo fare una bella partita. Lo sguardo è già venerdì sera, sfida a Monigo contro gli Scarlets gallesi in una settimana non facile nella quale il Benetton ha dovuto leccarsi le ferite per la sconfitta contro il Cardiff e assorbire psicologicamente l'annuncio dell'addio di coach Callum McRae a fine stagione per stare vicino alla famiglia in Scozia. Tenuta mentale cruciale per i leoni che brillano in Europa ma faticano in campionato. Sappiamo che sono una squadra che gli piace fare mischia come tutta squadra gallesa e niente, sappiamo che è una bella sfida come è stata la settimana scorsa contro Cardiff. Per me ogni partita è da vincere e penso che per tutte le squadre, più quando siamo qua a Monigo, quindi
niente, a livello di mindset mi sa che siamo tutti sulla stessa pagina, che dobbiamo vincere. Ultimo turno di campionato prima dell'avvio del 6 Nazioni che caratterizzerà il mese di febbraio a livello internazionale, e mentre la società annuncia il rinnovo di Alessandro Garbisi fino al 2028, Bernasconi ha superato con soddisfazione quota 50 gare in biancoverde. Sono veramente contento di dare un po' al club quello che ha dato a me, quindi per quello sono abbastanza contento. Una bella notizia, ora tanti auguri di buon compleanno alla signora Clara Dal Pozzo di Zero Branco, la vediamo nella foto, che proprio oggi compie 103 anni ed è una nostra affezionata telespettatrice. Un traguardo davvero importante, quello raggiunto dalla signora Clara, che festeggia attorniata dall'affetto delle 3 figlie, di 5 nipoti e 7 pronipoti. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. Fase diffusa di maltempo che non dà tregua al bellunese, con pioggia e neve, traffico in tilt in Cadore a causa di mezzi pesanti sprovvisti di catene. Strada della Libera Ugo, strada sotto alla S51, intasata. Tutti fermi. La neve finalmente è arrivata, ma del piano neve che impegna le forze dell'ordine a controllare, se del caso fermare, auto e mezzi pesanti sprovvisti di pneumatici invernali e catene al seguito, nemmeno l'ombra. Lo sanno bene i tanti che nelle scorse ore sono rimasti incolonnati sulle strade del Cadore, da Domeggia a Cortina, da una parte all'altra delle terre alte, lunghi serpentoni di auto bloccate a causa di mezzi pesanti e pullman impossibilitati a procedere. È la storia che si ripete, puntuale ad ogni nevicata, nonostante gli avvisi. L'ipotesi, la speranza di potercela fare anche senza indossare le catene, comporta che una persona si può trovare in difficoltà. In questo senso, come dire, sicuramente la più parte di interventi che facciamo di recupero con autovetture sono autovetture che non hanno correttamente indossato le catene. Al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno sono arrivate diverse chiamate, le squadre sono uscite principalmente per taglio, piante pericolanti, qualche allagamento e mezzi in difficoltà. Ci possono essere anche casi che hanno a che vedere più che altro con una scelta sbagliata della viabilità, una mancata conoscenza della rete stradale, i passaggi, seguire il navigatore, diciamo, proprio in maniera da persona completamente ignorante dell'ambiente, che può portare a scelta di strade che per pendenza e nevosità possono essere pericolose. Questo accade soprattutto per i mezzi pesanti. L'episodio di forte maltempo, destinato a protrarsi ben più del previsto, ha colpito tutta la provincia di Belluno, con nevicate che hanno interessato soprattutto le zone del Basso Feltrino a quote relativamente basse e la montagna, con quantitativi di accumulo fino a 80 centimetri in quota. In relazione alle previsioni del centro valanghe di Arabba, la Protezione Civile regionale ha dichiarato la fase di attenzione per rischio valanghe nelle aree antropizzate della fascia montana e prealpina bellunese, dove i cumuli di neve fresca saranno maggiori. Nelle situazioni più esposte non si esclude che singole valanghe possano interessare vie di comunicazione in quota e passi dolomitici. La fase di maltempo dovrebbe diradarsi nel pomeriggio di giovedì, ma la tregua durerà solo pochi giorni. E nel tardo pomeriggio sono arrivate in redazione le precisazioni di ANAS, che sta effettuando le attività di prevenzione antighiaccio e sgombero neve sulle tratte bellunesi di competenza. Situazioni di difficoltà sono state segnalate nel centro abitato di Cortina a causa della presenza di veicoli parcheggiati in modo irregolare che ostacolano lo sgombero di neve. Per questo motivo ANAS ha chiesto al Comitato Operativo Viabilità della Prefettura di Belluno di valutare se sussistano gli estremi per configurare a carico degli automobilisti indisciplinati ipotesi riconducibili all'interruzione di pubblico servizio. E sono iniziati oggi i lavori di sistemazione della carreggiata lungo la strada che va dalla località Roncazza-Lecco centro di Allò. Siamo in comune di Tambre, dove a seguito del cedimento della strada il comune ha interessato Veneto Strade per l'intervento di sistemazione e di messa in sicurezza. Il tratto di strada, indicativamente fino al prossimo 10 maggio, sarà totalmente chiuso al traffico anche durante i giorni festivi. I veicoli verranno deviati nel percorso alternativo che tocca la frazione
stazione di Broz e passa per Spert. Per raggiungere l'ecocentro, che rispetterà regolarmente giornate e orari di apertura, sarà possibile accedere dalla parte della frazione di Allò. Concluso il periodo elettorale, termina anche il commissariamento di Fratelli d'Italia Belluno. Il coordinamento torna alla presidente eletta Silvia Calligaro. Silvia Calligaro, neoconsigliera regionale, riprende la guida provinciale di Fratelli d'Italia. Autosospesa durante la campagna elettorale, Calligaro ha atteso che dalla presidenza nazionale del partito di Giorgia Meloni fossero dichiarate concluse condizioni di incompatibilità o politiche che giustificassero il commissariamento. Consolidare un partito ordinato, presente e concreto sul territorio, l'obiettivo dichiarato di Calligaro. All'orizzonte altre sfide importanti per il partito, in primis il rinnovo del Consiglio provinciale e le prossime amministrative. Sul fronte politico c'è da registrare l'adesione al Partito Popolare del Nord di Fabio Ferdinando Lucchetta, sindaco di Vallada Gordina e già presidente dell'Unione Montana Gordina e consigliere provinciale con delega alla viabilità. Nel partito fondato dall'ex ministro Roberto Castelli, che si colloca nell'area del centrodestra autonomista, Lucchetta porterà la voce e istanze del bellunese per costruire politiche di vero e proprio sviluppo per tutta l'area dolomitica. A Cortina lo sci non è solo Olimpiadi, la cittadina ampezzana è stata infatti anche protagonista della più importante manifestazione alpina dell'Arma dei Carabinieri. È partita da Cortina d'Ampezzo la seconda edizione di Arma 1814 Sky Challenge, la manifestazione che ha trasformato la più complessa esercitazione alpina dell'Arma dei Carabinieri in una manifestazione sportiva ricca di eventi dedicati al grande pubblico ed una gara di sci unica nel suo genere, con anche un importante momento di raccoglimento con la cerimonia di deposizione di una corona d'alloro in memoria dei caduti della Grande Guerra presso il Sacrario Militare di Pocol. Oggi deponiamo una corona insieme a tante autorità a questo sacrario, perché attraverso questa deposizione noi vogliamo fare un'azione di cultura e di memoria. Abbiamo anche la possibilità di illuminare con il tricolore, e quindi sono i colori nazionali che ci ricordano i valori della patria, ci ricordano la storia del nostro paese, ma ci ricordano anche l'importanza di cercare la pace e la convivenza tra i popoli. Protagonisti della prima giornata gli alunni della scuola primaria Duca d'Aosta e della scuola media Zardini dell'Istituto Comprensivo di Cortina d'Ampezzo, che hanno potuto vivere in prima persona l'esperienza di salire in sella con i carabinieri del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo e sulle motoslitte del soccorso alpino dell'Arma dei Carabinieri. Abbiamo voluto estendere la partecipazione a tutta la comunità montana e agli ospiti di queste comunità montane, delle Dolomiti più in generale, che sono tantissimi e sono internazionali. E poi ovviamente raccontiamo l'Arma dei Carabinieri con i nostri cavalli, con i nostri paracadutisti, con i nostri elicotteri, con tutto ciò che è il mondo della neve. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Dopo la sigla, come sempre, l'appuntamento è con il nostro meteo. Arrivederci.